Euroregione News. 4 novembre, sentimenti in crescita. Dopo l'alzabandiera in piazza Garibaldi a Codroipo, tutti nel Duomo per la messa e quindi in processione dietro la Corona d'Alloro per raggiungere via 4 novembre presso il monumento ai caduti. Come al solito erano presenti tutti i rappresentanti delle forze armate, i labali delle associazioni combattentistiche, gli studenti delle scuole superiori e quelli delle scuole elementari e, oltre alle autorità locali con il sindaco Fabio Marchetti, c'era anche l'assessore regionale alle attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini. 100 anni di 4 novembre, Codroipo commemora i suoi caduti e i caduti di tutte le guerre, ringrazia le forze armate, quelle che sono state presenti nel suo territorio e quelle attualmente di stanza ancora nella città di Codroipo. Mi riferisco ai bianchi lancieri di Novara, al secondo stormo dell'Arma Azzurra e alla pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori. Li ringraziamo perché col loro operato difendono la nostra pace e la libertà nel mondo. Un 4 novembre che per Codroipo inizia il 27, allorquando commemoriamo un'importantissima battaglia avvenuta sul ponte della Delizia, dove caddero numerosissimi granatieri di Sardegna per garantire la nostra libertà, pace e democrazia durante la Grande Guerra, e che prosegue nei giorni seguenti toccando tutti i monumenti ai caduti di tutte le frazioni. Abbiamo dato, grazie alla collaborazione con le associazioni combattentistiche ed Arma, nuovo impulso e nuova linfa a questa festa che io amo ricordare, perché il mese di novembre ricorda quest'anno i 30 anni dal crollo del muro di Berlino. Il 9 di novembre appunto di 30 anni fa cadde l'ultimo baluardo e simbolo del comunismo, che è stata la più grande piaga della storia d'Europa. Una piaga che ha distrutto non solo una nazione, quella tedesca, non solo uno Stato, la Germania, dividendolo, ma ha distrutto metaforicamente, non solo simbolicamente, quella che è stata la più grande civiltà della storia, ovvero sia quella europea. Oggi noi non possiamo dirci italiani ed europei senza ricordare anche il 9 novembre. Oggi siamo trovati a Codroipo, nella città di Codroipo, per celebrare il 4 novembre, una data assolutamente importante per la nostra nazione, una data che ha visto non tanto la vittoria quanto l'unità d'Italia e soprattutto la celebrazione delle forze armate. Di questo va reso onore alle forze armate stesse, lancieri di Novara, il secondo stormo, che in questi anni hanno garantito serenità, sicurezza e pace non solo a Codroipo ma in tutto il Friuli Venezia Giulia. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.